Benvenuti al Veneto in diretta per lo spazio intervista. In questa occasione abbiamo il piacere di incontrare Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia, nonché coordinatore regionale azzurro del Veneto. Benvenuto a lei, onorevole Tosi, grazie di essere al Veneto in diretta. Grazie a voi e un saluto a tutti quelli che ci ascoltano e ci vedono. Molti sono gli argomenti ovviamente di cui parlare, però veniamo all'attualità, diciamo, più stretta, perché si è riaperto il dibattito relativo a questa fatidica questione del terzo mandato, nei confronti della quale Forza Italia ha espresso un parere deciso e ovviamente contrario anche a quella che è stata invece una riapertura del dibattito tra Fratelli d'Italia e Lega. Sì, anche se poi in realtà non si è ben capito perché c'è stato un incontro a Roma tra i tre leader, ma non hanno parlato del fatidico terzo mandato, che forse insomma sarebbe un argomento di urgenza, visto che le elezioni regionali si terranno a novembre. Se si volesse aggiungere un mandato a tutti i governatori uscenti, perché parliamo di 6 regioni che vanno al voto, e fra l'altro si dovrebbe dare anche a tutti i sindaci indipendentemente, perché nel momento in cui lo riconosci ai governatori devo riconoscerlo anche a tutti i sindaci, perché il potere più grande è quello dei governatori. Se lo dai ai governatori devi necessariamente allargarlo a tutti i sindaci, tutti i comuni d'Italia. Quindi in un contesto come questo, insomma, che sarebbe rivoluzionario, ci si aspetta che questa decisione venga presa prima dell'estate e non dopo, perché dopo l'estate siamo fuori tempo massimo, perché in settembre vengono già indette le elezioni per novembre. E quindi il tempo è molto stretto a disposizione. Ecco, mi ha un po' sorpreso il fatto che non ne abbiano parlato. Non vorrei che chi ha sollevato la questione l'avesse fatto forse anche per guadagnare un po' di tempo. Talvolta in politica succede, in assenza di decisioni o non potendo prendere decisioni in questo momento sui candidati governatori, guadagnare tempo con questa situazione che ovviamente fa perdere tempo. Però in realtà secondo me con poche chance di un esito positivo, perché Donzelli, il quale ha lanciato per primo di nuovo l'argomento terzo mandato, che poi per Zaia sarebbe il quarto segnatamente, ha anche detto che lui chiede che la conferenza dei governatori, cioè che i 20 presidenti di regione si esprimano su questo tema. Onorevole Tosi, per concludere, a proposito di attualità abbastanza stretta, lo scorso fine settimana c'è stato questo referendum, un flop annunciato, lo dobbiamo riconoscere, però di fatto il quinto quesito, quello relativo alla cittadinanza, in qualche modo ha riaperto il dibattito politico, perché il suo segretario nazionale Antonio Tajani ha subito rilanciato lo Ius Scholae. Sì, l'ha rilanciato perché è un criterio corretto e ragionevole per concedere la cittadinanza, perché oggi viene concessa in maniera automatica a chi si trova in Italia da almeno 10 anni e spesso non c'è una verifica puntuale se uno conosca la lingua, se si sia, scusate questo termine, italianizzato, cioè se si sente italiano, se abbia usi e costumi compatibili con i nostri. Semplicemente sono passati 10 anni, fai la domanda, ti fanno un esamino di italiano molto 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 banale e se spiaccichi 4 parole diventi cittadino. Lo Ius Scholae invece, o Ius Italia come è stato ribattezzato, prevede che puoi darla anche a 16 anni, perché in realtà la concedi anche a 16 anni, ma a 16 anni perché hai fatto 10 anni di scuola in Italia con profitto, quindi dai 6 ai 16 anni hai frequentato le scuole in Italia e con profitto, quindi venendo promosso. Quindi è immaginabile che un ragazzo straniero che ha fatto 10 anni di scuola da noi, ragazzo o ragazza, e sia stato sempre promosso per 10 anni, probabilmente è molto più italiano di tanti che hanno ottenuto la cittadinanza senza appunto in realtà né sentirsi né volerlo essere, ma magari l'hanno fatto perché succede per convenienza personale. Invece appunto lo Ius Scholae, altrimenti detto Ius Italia, almeno va a certificare che uno ha fatto una permanenza proficua studiando e imparando gli usi e costumi del nostro paese per 10 anni. Si chiude qui lo spazio intervista del Veneto in diretta, che ringrazia Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia e coordinatore regionale azzurro del Veneto. Grazie per il suo contributo, onorevole Tosi. Grazie a voi.
Ben ritrovati a Veneto Economia, rubrica di Veneto in diretta. Oggi ospitiamo il presidente regionale della CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, Moreno De Col. Benvenuto. Grazie. Presidente, la sua organizzazione rappresenta in Veneto circa 20.000 soci. L'Italia e il Veneto hanno un modello imprenditoriale che è basato sulla piccola e media impresa. Nel vostro caso avete proprio una rappresentanza soprattutto anche di microimprese. Sì, è la caratteristica del sistema produttivo regionale del Veneto che è diffuso, diciamo, in tantissime piccole imprese. Sappiamo che la definizione di microimpresa è da 1 a 9 dipendenti, di media invece i numeri superiori. Le imprese che rappresentiamo per la gran parte si collocano appunto in quell'ambito del dipendente singolo o anche imprese più strutturate con un maggior numero di collaboratori. Ecco, quali sono i settori produttivi che rappresentate maggiormente? Diciamo che copriamo un po' tutto quello che è la produzione e i servizi. In particolare possiamo definire importante il settore della filiera dell'edilizia, quindi edilizia e impianti, la produzione, quindi parliamo di legno e produzione di metalli, parliamo poi dei trasporti, dove abbiamo una forte presenza. Parliamo poi dei servizi alla persona, quindi pensiamo al settore delle parrucchiere, estetiste, tanto per dire. Quindi copriamo un po' tutti i settori, anche settori di nicchia, quali quelli dell'artigianato artistico, quelli della produzione video e audiovisivi. Quindi abbiamo poi gli odontotecnici, quindi chi lavora in buona sostanza e da impresa può essere rappresentato tranquillamente all'interno della nostra organizzazione. Senta, il Nord, ma in particolare il Veneto, in passato si è spesso lamentato con la politica perché l'ha sempre accusata di agevolare la grande impresa. Le cose sono cambiate adesso? Direi proprio di no, è uno degli aspetti sui quali puntiamo di più anche a livello nazionale, ovvero la legislazione che viene introdotta, ribadisco, a livello nazionale e anche a livello europeo, o soprattutto a livello europeo in questa fase, guarda in maggior misura la grande impresa, cioè tara le disposizioni per le grandi imprese. Ovviamente certi passaggi dal punto di vista burocratico sono molto difficili per i piccoli che o lavorano o fanno carte, detta in maniera molto semplificata. Quindi noi chiediamo una maggiore attenzione al legislatore affinché le politiche, le norme, le regolamentazioni che vengono introdotte siano tarate per le piccole imprese. E poi c'è un aspetto non secondario di una mancanza di uniformità regolamentare a livello europeo. Abbiamo aziende che lavorano in altri paesi e si trovano scombussolate nella gestione della parte burocratica che è diversa da paese a paese. Ecco, mi collego proprio a questo, nel senso o lavorano o fanno carte, ha detto, quindi stiamo parlando di burocrazia. Ecco, voi a livello nazionale avete un osservatorio proprio sulla burocrazia. Quali sono le iniziative che state portando avanti? Abbiamo effettivamente un osservatorio sulla burocrazia che si ripete ormai da 7 anni e quest'anno è stato prodotto un volume, un libro veramente importante, all'interno del quale ci sono 100 proposte di semplificazione in vari settori. Quindi semplificazione burocratica. Semplificazione burocratica. All'interno di ogni singolo elemento, diciamo, c'è l'analisi della problematica, c'è la proposta di soluzione e c'è anche l'introduzione legislativa, l'innovazione legislativa da fare a livello regionale, nazionale o anche locale affinché questo problema possa essere superato. Questo consentirebbe alle imprese di avere un maggior tempo da destinare al lavoro in maniera molto più produttiva rispetto a seguire solamente parti burocratiche che spesso sono ridondanti e ripetitive e non portano a niente di utile per l'impresa stessa. Quindi semplificazione burocratica a costo zero, penso che per qualsiasi imprenditore sia quasi un sogno. Sì, dovrebbe essere un sogno anche per la pubblica amministrazione e per le istituzioni, è che purtroppo abbiamo un apparato istituzionale che non è adeguato al sistema produttivo, ovvero la struttura organizzativa della pubblica amministrazione non si è adeguata all'evoluzione dei tempi e quindi sconta un ritardo notevolissimo e una incapacità ad affrontare in maniera diretta questo tipo di problematiche.
Speriamo invece non sia così e che possa esserci qualche cambiamento. Ringraziamo il presidente regionale della CNA, Moreno De Col. La puntata di Veneto Economia si chiude qui. Benvenuti a Primi Cittadini, Turismo, la rubrica che parla con i sindaci del turismo in Veneto. Oggi siamo in compagnia di Moreno Gasparini, sindaco del comune di Loreo. Benvenuto sindaco. Grazie a voi di questa opportunità, buongiorno. Sindaco, questa città un tempo era definita la piccola Venezia, una città assolutamente bella che conserva in modo assolutamente unico la bellezza d'un tempo, ma è una città che deve anche guardare al futuro, è una città che deve resistere al cambiamento degli anni. Quali sono le azioni che da primo cittadino stai mettendo in atto per garantire lo sviluppo e la vita di Loreo? Tuttora noi la chiamiamo la piccola Venezia perché ne siamo orgogliosi e anche gelosi sotto il punto di vista sia per quello che è la nostra storia legata alla Serenissima, ma per quello che è anche l'amore per questa città, perché i cittadini sono legati a questo. Per rispondere alla sua domanda, stiamo mettendo in itinere tutto quello che sono le possibilità sotto il punto di vista dell'aiuto alle attività produttive insistenti al territorio, ma soprattutto anche creare degli hub piccoli, perché è una città di 3.300 abitanti, ma creare degli hub piccoli ma interessanti e particolari che il turista possa vivere, visitare, quindi anche portare risorse economiche, portare indotto. Sindaco, i piccoli comuni comunque devono garantire i servizi. Quanto è difficile, quali sono le azioni per garantire viabilità, scuola, sanità e servizi di prossimità a Loreo? È l'alchimia di ogni sindaco che gestisce, che amministra un piccolo comune, perché queste sono ad oggi ormai più che il passato, sempre i numeri da fare incastonare dentro quello che è il tabellario economico di un comune e quello che è il bilancio di un ente. Noi cerchiamo comunque di non aggravare attraverso quelle che sono le tasse ai cittadini, di lasciarli tra virgolette in pace sotto il punto di vista economico, ma di cercare risorse attraverso bandi, attraverso tutto quello che può essere la filiera del contributo compartecipato e su questo noi cerchiamo e stiamo facendo, perché abbiamo per esempio un pluriennale nelle opere pubbliche importantissimo rispetto alla nostra dimensione, ma è fatto con risorse che vengono dall'esterno, perché comunque bisogna anche andarsi a cercare le risorse per poter tirare su una città. Sindaco, tu sei anche presidente del Parco del Delta e del Certo. Po, e quindi da sindaco e da presidente, quali sono le azioni che il sindaco di Loreo sta mettendo in atto per inserirsi in maniera armonica, propositiva e costruttiva all'interno del Parco del Delta del Po? Io direi le stesse, perché dobbiamo avere la stessa persona che ha due ruoli, però direi le stesse perché dobbiamo avere gli stessi obiettivi, gli stessi metodi per far crescere un territorio. Sia da sindaco che da presidente del parco, il sottoscritto deve comunque guardare quelli che sono i fabbisogni, gli interessi, soprattutto quelli necessari per far partire, per far lanciare le attività in questo territorio, che sono le filiere del primario, le filiere del turismo, abbiamo detto, e tutto quello che è la sinergia per dare dei pacchetti turistici, se parliamo di turismo, dei pacchetti turistici interessanti verso l'esterno. Ci avviamo alla conclusione, sindaco. La vocazione di questo territorio, abbiamo capito, l'indirizzo è quello turistico, ma agricoltura e artigianato possono essere delle risorse. Quali sono le azioni che l'amministrazione comunale sta mettendo in atto per garantire questi ambiti che sono assolutamente essenziali per lo sviluppo di un territorio? Ma in questo ringrazio anche la Regione Veneto, perché comunque di anno in anno mette in campo bandi e progetti per migliorare lo stato di fatto delle attività nei territori in cui insistono i comuni. Una su tutte, il Distretto del Commercio dà la possibilità di avere delle risorse e di portare a casa delle risorse per le nostre attività, i nostri artigiani, le nostre botteghe, i nostri bar e tutto quello che è l'insieme della piccola partita IVA, che però sostiene un tessuto sociale, che sostiene una qualità della vita, che sostiene comunque un indotto del centro del territorio, del centro del paese, del centro della nostra città, e quindi tiene in vita tutto questo sistema qua. Il Distretto del Commercio dà la possibilità di portare a casa dei soldini compartecipati, perché è giusto che se io ci metto 5, tu metti gli altri 5 per poter modificare, migliorare o aggiornare un'attività. Quindi, sindaco, per concludere, i cittadini di Loreo hanno voglia di identità, ma anche hanno voglia di futuro.
Assolutamente sì, ma questo è insito nel carattere di ognuno di noi da quando nasciamo a quando siamo nella terza età, ecco, se così lo vogliamo chiamare. È questo che è fatto dal fatto che si vuole vivere bene, ma si deve guardare sempre avanti. Oggi più che mai stiamo vivendo l'era che anche questa sta migliorando e velocizzando i suoi passi nell'era digitale, e con l'era digitale dobbiamo aggiornarci e aggiornare tutto quello che è il nostro sistema di interfaccia fra amministrazione pubblica e cittadino. Grazie a Moreno Gasparini, sindaco di Loreo, la piccola Venezia. Un arrivederci a tutti voi, un arrivederci da Primi Cittadini e alla prossima puntata. Grazie a voi. Veneto 24, la prima ed unica radio di informazione del Veneto. Ogni giorno appuntamenti speciali dedicati ad economia e lavoro, sport e cultura. Radio Veneto 24, dedicata al Veneto che conta. Ben ritrovati in questo spazio che parla di sociale all'interno di Veneto in diretta. Oggi abbiamo con noi Andrea Camporese, consigliere di Fondazione Città della Speranza e anche consigliere dell'IRP, l'Istituto di Ricerca Pediatrica. Ben ritrovato Andrea. Buongiorno a voi. Allora, tu sei la persona giusta per parlare di queste due realtà che sono in totale sinergia, che però magari a non tutti è chiaro la differenza nell'operatività. Beh, allora la Città della Speranza ha compiuto 30 anni il 16 dicembre dell'anno scorso ed è quella che noi chiamiamo la cassaforte di questa fondazione, ed è quella che raccoglie i fondi, quelli che ne garantisce la trasparenza assoluta, mentre l'Istituto di Ricerca Pediatrico compie 13 anni tra pochi giorni, il 13 di giugno, e sarà soprattutto ed è soprattutto il centro di ricerca, cioè quello che serve alla fondazione a curare i bambini e a trovare le risposte nuove per tutto ciò che è l'oncoematologia pediatrica, ma non solo. Fondazione Città della Speranza è anche la realtà che coinvolge il volontariato, quindi tutta la comunità. Direi decine di migliaia di persone che danno una mano alla fondazione, che credono nell'obiettivo della fondazione, che ne sposano l'etica e che attraverso decine, centinaia di manifestazioni tutti gli anni raccolgono fondi e li destinano a questa realtà. Tornando sulla ricerca, spesso sembra qualcosa di aleatorio, qualcosa di molto teorico. In realtà nell'istituto di ricerca è qualcosa di molto concreto. Sì, ci sono 200 ricercatori, sono 17.500 metri quadrati di laboratori. I ricercatori sono dell'Università di Padova fondamentalmente, ma non solo, e lì si fa una ricerca, come si dice, traslazionale, cioè quella che dovrebbe andare dal bancone del laboratorio al letto del paziente. Padova è una città speciale da questo punto di vista perché c'è un'azienda ospedaliera, c'è l'università che fa la ricerca di base e si è inserito questo istituto di ricerca pediatrica proprio per riuscire a coniugare queste realtà e arrivare prima possibile al letto del paziente. Fattore della Speranza è anche punto di riferimento per diagnosi e anche per lo sviluppo di nuove terapie. Sì, la diagnosi avanzata, così viene chiamato, è un progetto che noi abbiamo finanziato ormai da moltissimi anni ed è quella che permette ai ricercatori e ai medici della Città della Speranza di poter fare la diagnosi, la conferma di diagnosi di tutti i bambini, cioè qualsiasi bambino che si ammala da Enna ad Aosta avrà una diagnosi o una conferma di diagnosi presso il nostro istituto. E la rete comunque dei ricercatori fa capo anche a livello europeo e internazionale. Beh, la ricerca oggi è internazionale e qualsiasi ricercatore deve essere connesso con tutto il mondo, non solo con l'Europa, ma direi proprio con tutto il mondo. Il grande sogno di Città della Speranza è un'altra torre. Sì, direi che è una realtà più che un sogno, nel senso che siamo già al progetto esecutivo, aspettiamo solo di avere la possibilità di cominciare con i lavori, si tratta veramente di poco e poi si partirà. È una nuova torre perché non ci stiamo più, quindi quello che era un obiettivo di 13-15 anni fa è una realtà che funziona, l'impact factor, che è il modo di misurare la qualità della ricerca, è uno dei più alti in Italia ed oggi abbiamo la possibilità di reinvestire perché oggi si va verso le terapie personalizzate. Quello che noi vogliamo fare nella nuova torre è proprio andare in questa strada ed essere pronti al futuro.
Ecco, spesso si confonde che la torre, si intende la torre come un istituto dove c'è degenza, in realtà non è così. No, la degenza è nell'oncomatologia pediatrica dell'ospedale di Padova, lì ci sono i bambini, lì è possibile accogliere i bambini non solo da tutta Italia, ma anche da altre parti del mondo quando c'è bisogno, e la torre è quella che serve a curarli, quindi in torre ci sono solo ricercatori. Grazie allora ad Andrea Camporese di Città della Speranza e dell'Istituto di Ricerca Pediatrica di essere stato con noi. Grazie a voi e sosteneteci. E benvenuti a tutti, buongiorno, qui a Veneto in diretta, in questo spazio dedicato per lavoro in corso, quindi questa copertina, questo sportello dedicato per coloro che vogliono proporsi, avere una prospettiva per il futuro. Oggi in studio abbiamo come ospite il consocio di Antenore Energia, Filippo Agostini. Filippo, ben arrivato qui da noi. Bentrovati a tutti. Con Filippo parleremo chiaramente di quello che è una facciata, di quello che è anche un microcosmo del mondo di Antenore Energia. Intanto, Filippo, un piccolo riassunto, una piccola sinossi di quello che rappresenta l'insieme delle attività di Antenore Energia. Prego. Sì, è abbastanza semplice, è tutto legato al mercato energetico. Noi nasciamo come venditori di gas e luce agli utenti finali, quindi sia residenziali che partita IVA, le aziende in particolare. Ci stiamo allargando adesso al mercato dell'energia verde, rinnovabile, fotovoltaico, comunità energetica. È una cosa abbastanza complessa, ma pensiamo che sia il futuro ovviamente del mercato energetico. Certo Filippo, ovviamente lavoro in corso presenta anche la possibilità di aprire questa parola ai nostri telespettatori in modo tale che i nostri ospiti possano divulgare anche informazioni utili a chi voglia creare questi impieghi futuri. E Filippo, per voi che situazione rappresentate? Cos'è il vostro futuro a livello proprio di impieghi futuri? Gli imprenditori sicuramente è l'allargamento del mercato al fotovoltaico, alle energie rinnovabili, perché sono il futuro, sono banalmente, per parlare chiaro, il fotovoltaico, ma il fotovoltaico, detto così, è ben poco perché riguarda solo l'autoconsumo. In realtà bisogna allargarsi alle comunità energetiche. Comunità energetiche vuol dire lavorare nella zona, lavorare nel territorio, vicino al territorio. Chi produce energia può cederla al vicino di casa e avere un beneficio, entrambi hanno un beneficio. Certo, benefici che poi possono portare anche ovviamente a situazioni di assunzione, quindi lavoro in corso dedicato a coloro che possono proporsi alla propria azienda, alla vostra azienda. In questo caso che figure proponete, Filippo? Assolutamente, noi siamo sempre alla ricerca di nuove figure e in questo caso, essendo un mercato molto giovane, quello delle comunità energetiche, il fotovoltaico, il rinnovabile, la riqualificazione degli edifici, è difficile trovare persone già formate. Noi cerchiamo principalmente ragazzi giovani e ragazze giovani, neolaureati, anche persone che hanno un'età un po' più avanzata, ma che abbiano la voglia di venire da noi e imparare un nuovo mestiere, perché è un mestiere completamente nuovo, è un settore neonato. Certo, poi penso che sia interessante anche dare informazioni ulteriori su quello che può essere la formazione interna dei futuri impiegati di Antenore Energia. Certo, la formazione interna parte principalmente dal prodotto principale, o meglio quello storico, che è gas energia, e quindi banalmente una consulenza sulle tariffe, su come consumare e a chi abbonarsi per i propri servizi. E poi si sviluppa la formazione tramite ovviamente piano formativo interno su che cos'è una comunità energetica, cos'è un fotovoltaico, banalmente come è fatto un impianto fotovoltaico, quali sono i vantaggi di averlo e i non vantaggi. Anche arrivare a indicare al consumatore finale come e quando consumare. Certo, una cosa importante volevo che ribadissi insieme con noi prima di salutarci il concetto che è un po' il vostro leitmotiv, energia verde, energia rinnovabile. Come potrebbe commentarla, Filippo? A parte che è un atto dovuto, visto la situazione climatica, abbiamo visto anche nei giorni scorsi, passare all'energia pulita, energia verde da fonti rinnovabili, con tutte le difficoltà che ci sono nel mezzo ovviamente, ma è un atto dovuto, è un atto anche richiesto e anche quasi obbligatorio. È un settore nuovo, va seguito, sviluppato, la legislazione continua a fare nuove introduzioni, va seguito e sarà il futuro. Vendere solo banalmente gas e luce alla miglior tariffa riteniamo che per noi non porterà più a nulla.
Un piccolo intervento, Filippo, su quello che è l'attenzione ai servizi di Antenor Energia dedicati da una parte ai privati e dall'altra dedicate alle aziende. Come riuscite, meglio voi, a distinguere entrambe le cose e offrirle al 100%? Beh, assolutamente la nostra forza, oltre al prodotto, la tariffa conveniente, che comunque è in linea con il mercato, è sicuramente la comunicazione. Le nostre 11 sedi spaziano nel territorio e il nostro sistema telefonico che risponde ai clienti ha un tempo di attesa medio, lo posso dire, di 7 secondi. La comunicazione è tutto, e specialmente in questo periodo, se uno banalmente vuole un'informazione, ha un problema o qualsiasi cosa che riguarda la propria utenza, il proprio impianto fotovoltaico, la comunità energetica, ha la risposta in maniera immediata. Questa è la nostra forza. Fantastico. Bene Filippo, allora la ringrazio ancora per questo bel intervento e ovviamente ci vediamo per un prossimo appuntamento. Arrivederci. E quindi con questa bella chiacchierata fatta con Filippo Agostini, co-socio di Antenor Energia, un grande saluto a tutti quanti voi, ci vediamo a chiusura di questa puntata la prossima settimana. A presto!